Li avevano convinti a venire in Veneto con la promessa di una vita migliore, un lavoro, un salario. Per realizzare questo sogno avevano sborsato 17.000 euro a testa, in molti casi finendo per indebitare le loro stesse famiglie. Era una truffa, un nuovo caso di caporalato in Veneto. Le vittime sono 33, tutti indiani. A ridurli in schiavitù due connazionali residenti a Cologna Veneta. Sono stati scoperti grazie ad un'operazione della Guardia di Finanza, mesi di appostamenti in cui i militari hanno potuto appurare come i braccianti venivano fatti salire ammassati e nascosti tra le cassette degli ortaggi a bordo di mezzi telonati per poi essere portati nelle campagne e nelle serre. Alle vittime venivano portati via i documenti una volta arrivati in Italia. Erano costretti a lavorare 7 giorni su 7, la paga era di 4 euro l'ora, ma i soldi venivano trattenuti fino a che il debito con i caporali non fosse saldato. Erano alloggiati in case fatiscenti, le condizioni igienico-sanitarie precarie. Ora, dopo il blitz dei militari, sono stati tutti ricollocati in ambienti protetti. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni da circa 475.000 euro nei confronti dei due titolari delle ditte che sulla carta non avevano dipendenti. Si tratta del quarto caso in pochi giorni scoperto in Italia, unanime la denuncia dei sindacati del Veneto. La CGIL parla di sistema transnazionale alimentato dal combinato disposto del decreto flussi e della legge Bossi-Fini, di cui torna a chiedere la cancellazione. Dura anche la UIL, secondo cui la lotta allo sfruttamento passa dall'utilizzo degli enti bilaterali. Il neoeletto segretario veneto della CISL, Massimiliano Paglini, parla di emergenza legata all'accoglienza e di necessità di riscriverne le regole. Non possiamo pensare che come dire, di non vedere quello che oggi è presente nelle nostre campagne, nell'edilizia, nella logistica, che sono migliaia di lavoratori non regolari, che non sono lavoratori che vogliono delinquere, sono lavoratori che vogliono avere un futuro. Per fare questo servono nuove regole sulla cittadinanza. Lo stiamo dicendo in tutti i modi. Prima di tutto dobbiamo dare doveri e diritti a chi oggi doveri e diritti non ha perché è un invisibile. I reati di cui gli indagati dovranno rispondere sono riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.